Non si teme nulla, si teme Foscia Peviatri. Indovina questa parla, come sempre, come tutti i giorni seia, con a consulta ligure du Zorzu Odun. Sentiamo a parlare, via. Come Okin, da ed evento, tanavi in scifrusti sente derivea. Nostra terra arsuia che non mostra, ma nasconde, su ta scorsa patia de oive. Il leo, secchi greppi che ti montavi, per accordà voce e swing in sci spartì averti ai venti, scosci de sarmaggio in ti silenzi do sé e mormoggi de scuggea. Gioierti in libertà come farchi. Voilà lei questa parla, telefoni aperti, segge per rispondere alla prima domanda che va fatto il professor Bampi da sfida di Seia, libreria, come si dice libreria, e poi vorremmo sapere questa parla, questo accento, questa cadenza, da quale parte da Liguria alla Rio. Non siamo tanto distante da Carasco, così abbiamo agito. La vincitrice è la co-conduttrice di Signoria. Non l'ho proprio detta giusta, ci sono andata vicino, ecco dai. Carolina Barnera, lei va dito Levi, Levi, più precisamente c'è queste fotografie, Giorgio Odun, un nostro amico, scrive, questa è la parlata di una località che fino al 1934 si chiamava San Rufino, mentre oggi si chiama Levi, a pochi minuti da Chiavari. La parlata però non è esattamente come quella di Chiavari, in compenso la bellissima voce è una pluripremiata poetessa che ritengo non sia difficile da indovinare, lo ritiene lui, perché insomma alla netta ben difficile, il professore l'ha detto che non è proprio una cosa di tutti i giorni, no? Sì, è difficile, si capiva che all'ia du Levante, questo sì perché non è cosa tipica del Ponente, però è difficile. Ormai si parla poco e quindi anche quando si va in giro magari ti vai a Levi, ti parlano in italiano, gente che è buona a parlare senese. Mi cerco sempre di parlare senese, però anche quella è una fatica perché non ti risponda.